Agrigento ha iniziative per valorizzare Via Atenea. Ascoltiamo Alessandro Curso Tagano, titolare della libreria Il Mercante di Libri. Ho lanciato più che altro un appello a tutti gli operatori turistici e culturali e commerciali della città, soprattutto del centro città, via Atenea, via Pirandello, via Gioeni, perché non vorremmo più fare trovare i negozi chiusi nei giorni festivi o in orari magari particolari, quando arrivano qui con dei pullman o anche privatamente, singolarmente delle famiglie e via dicendo, quindi per metterci d'accordo i privati e per fare trovare più ospitale la nostra città. Ho avuto, diciamo che non me l'aspettavo, ho avuto tante risposte positive da parte di guide turistiche, tour operator, altri miei colleghi commercianti e anche proprietari di B&B. Ci dovremmo incontrare nei prossimi giorni per parlare in maniera fattiva di quello che intendiamo fare. Questa idea è nata perché durante la la prima domenica del mese, che la Valle Templi è fruibile gratuitamente, al termine della fruizione della visita molti turisti salgono in via Atenea e l'ultima volta, che è stata la prima domenica del mese di febbraio, hanno trovato la via Atenea completamente chiusa. C'erano anche forse solo una pasticceria e anche un ristorante aperto, un paio di ristoranti aperti, ma tutto il resto dei ristoranti, dei bar, delle attività commerciali erano chiuse e quindi molte lamentele sono arrivate alle nostre orecchie, quindi dico dovremmo metterci d'accordo per capire questi flussi quando arrivano, ma non solo, per già dare una disponibilità a noi, ma anche creando non solo l'apertura, ma creando degli eventi che possono anche attirare non solo i turisti, ma anche i locali, le persone, gli agrigentini o quelli della provincia, a venire in via Atenea anche le domeniche, se si sa che sono aperte, ecco, le attività. In passato io ho sempre aperto sia le domeniche ma soprattutto anche le aperture serali d'estate e queste aperture sia durante i festivi che durante gli orari che di norma vede i negozi chiusi, hanno portato invece i turisti a essere felici di poter acquistare o di poter guardare durante questi orari. Diciamo che se Agrigento dobbiamo renderla turistica come altre città della Sicilia e dell'Italia, dobbiamo prima essere noi a volere fare dei cambiamenti in queste città, noi privati, non dobbiamo sempre aspettare gli enti pubblici che ci diano degli input, dobbiamo essere noi anzi a dare degli input col nostro fare agli enti pubblici. E quindi io ho trovato solo dei benefici nelle aperture sia durante i festivi che durante gli orari serali, quindi credo che tutti potremmo fare qualche cosa di bello.